Cari amici di Primus Inter Pares, noi prima della puntata, come di consuetudine, siamo qui al Minuto Politico in compagnia dell'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico. Molto buio, fermo chiaro. Bene, benvenuto assessore, vuole salutare qualcuno in particolare? Un saluto a tutti gli spettatori che ci seguono in televisione e inoltre, non solo in televisione, perché lei come sa, insomma, ormai i social hanno preso proprio il sopravvento, no? Quindi vuole salutare qualcuno anche via social. Lei che rapporto ha con i social? Adesso non ho più niente, basta, mi sono stufato, ho buttato via tutto. Io avevo tutti una volta, sai che avevo tablet, computer, avevo smartphone, avevo mouse, No, c'è un equivoco. Questi non sono i social. Questi non sono i social. No. I social sono Facebook, Twitter, Instagram, capisci? I giochetti sul telefono? No, non sono i giochetti, assessore. Noi proprio questa sera dovremmo parlare di social con lei. Senz'altro. Di rapporto di social. Se però lei non ha questo rapporto, come posso dire? Vediamo, lei usa lo smartphone, immagino di sì, lei ha WhatsApp ce l'ho, WhatsApp, esatto. Ce l'ho ancora finché riesco a convincere mia moglie a non cavarmelo del tutto, perché lei vorrebbe che me lo caverei, no? Che me lo togliessi. Sì, vuoi cavarmi o no? Sì. Allora, perché le dico sempre, non puoi cavarmi WhatsApp, ci tengo un pasto, e lei dice, no, è meglio cavarlo, fai disastri, te mandi delle robe su dei gruppi che non te dovresti mandarli, ogni tanto mi succede di sbagliarmi, insomma. Ma io le dico, ricordati che Gandhi diceva. Guarda che è più facile cavare un uomo da WhatsApp che non WhatsApp da un uomo. Se non mi ricordo se era proprio Gandhi. Comunque, no, secondo me non era Gandhi, glielo posso confermare. Detto ciò, comunque, lei ha questo rapporto difficile, no? Con la tecnologia in generale, con WhatsApp nello specifico, quindi non avrà, come spesso succede, molti di noi, un sacco di gruppi. No, pochi che ne ho. Mia moglie che ne ha 50, non so come fa. E ha genitori classe del piccolo, e genitori del calcio del piccolo, genitori catechismo del piccolo, che dentro l'agasi anche a Don Bruno. Don Bruno non sei genitore, no, insomma, che fa catechismo. Ruolo, certo. Dopo il compleanno del piccolo Federico di un anno, adesso è in quinta elementare, ma si sente in colpa a uscire dal gruppo. E ora ti dietro tutti questi gruppi. Dopo aspetta, Pilates, gruppo Pilates, 3 anni che non va a Pilates mia moglie. Mandare fuori dal gruppo vuol dire proprio bandiera bianca, resa totale, cellulite, prenditi questo corpo. E dopo matrimonio Francesca. Mi sa uscito da quel gruppo che era un cammino a volta, ma che c'è stato un episodio al matrimonio, non penso che haga caro a Francesca, che so ancora, perché posso chiederle cos'è successo? Forse mi penso. Certo, appunto era un po' birillo, come si dice, no? Brillo. Avevo alzato il vomito. Gomito. No, anche al vomito proprio. E insomma a un certo punto mi sono montato su una carrega e ho detto, Francesca, sei già becca! No. Cosa che si è rivelata vera, tra al l'altro. Matrimonio, immagino che sia uscito dal gruppo, insomma, che non abbia più piacere di averla all'interno del gruppo. Comunque lei non ha questi gruppi WhatsApp. 4 me ne sei rimasti. Quali sono? Assessori e sindaco. Chiaro. Mi tocca, fa lavoro. È il suo lavoro. Assessori senza sindaco, e qua sì che mi diverto, perché durante la giunta si mandano i messaggini per su. No. Sti cosa che gli ha detto all'ebete? No, non si. E dopo che abbiamo un altro gruppo, è Amici Buei Marsi. Amici Buei Marsi. Sì, amici storici che ne combiniamo tutti i colori. Ecco, le mogli non può entrare su questo gruppo. No, immagino vi scambiate il materiale particolare. Se entra nel gruppo ne tocca cambiare nome, ne tocca chiamarlo Amici Divorziati Marsi. È meglio, no? E dopo addio celibato a Matteo. È il marito della Francesca, quella becca è prima. No, assessore, lasci stare. Vabbè. Quindi dovevamo parlare di social, in realtà non siamo riusciti a parlarne in maniera costruttiva. Non abbiamo detto nulla di sensato. Abbiamo imparato questa sera dal mio racconto 3 cose fondamentali. Il primo, che le femmine sono le uniche capaci di tenere dei gruppi WhatsApp e se ciuccia tutte le rogne dei fiori. Questo è vero. Secondo, che un uomo sul telefonino ha gruppi WhatsApp solo di bueade. Sì. E terzo? Pare brutto aver capito solo da robe, ora guido 3, ma in realtà la terza no, ho capito, non so neanche cosa dirti. Vabbè, noi vi ridiamo la linea, pronti per iniziare con la puntata anche questa sera di Primus Inter Pares. Buon lavoro. Sì, buon lavoro, Il problema è che foto dell'addio al celibato di Matteo, quello di Francesca Becca, e io mandai al gruppo genitori catechismo. No, quello con Don Bruno. E quindi? Sarà sprata. No, come? Perché? Perché?
Vuoi far parte del gruppo? No. Te noto anche a te? No, grazie. Che c'è anche Giorgio Borisi sul gruppo. Arrivederci. Sandra.